Qualche giorno fa era sceso a Roma per presentare la proposta di legge delega per l'autonomia al ministro degli affari regionali, la vicentina Erika Stefani. Luca Zaia è tornato di nuovo nella capitale per avviare ufficialmente la trattativa tra le delegazioni del ministero e della regione. Il presidente del Veneto ancora una volta si è dimostrato ottimista, vede una strada in discesa. Lo abbiamo incontrato all'uscita dal ministero. Sì, anche fattivamente nel vivo, visto e considerato che avevamo presentato la proposta di legge delega. Ovviamente adesso il Ministro si è preso del tempo, immagino che basterà una settimana, 10 giorni per valutare le diverse proposte. C'è una proposta c'è una proposta Calderoli e c'è questa proposta, non so se ce ne siano altre. A noi va bene, l'importante è che ci dicano quali sono i tempi, quali saranno i tempi e che ovviamente sia garantito che siano risorse e le 23 materie come previsto dalla Costituzione. Noi stiamo facendo sul serio, quindi per noi l'autonomia è un percorso che parte nella notte dei tempi, arriva con un referendum con 2 milioni e mezzo di veneti che sono andati a votare e si traduce in una proposta seria, ci abbiamo lavorato un paio d'anni e quindi un'interpretazione proprio millimetrica di quello che prevede la Costituzione italiana. Sono 23 materie, e le risorse e i corrispettivi per la gestione delle 23 materie e soprattutto si ridisegna l'ossatura di un paese, perché se tutte le regioni avessero, come c'è scritto in Costituzione, l'autonomia prevista dalla Costituzione, il nostro paese diventerebbe di fatto uno Stato federale. Io vedo celerità, vedo voglia di fare, del resto c'è un impegno con i cittadini da parte delle forze politiche che ci governano. Immagino che si possa entro fine anno chiudere la partita dell'intesa, perché la Costituzione prevede che ci sia la firma dell'intesa tra il governo e la regione e noi siamo qui.